Mi vuole distruggere, mi rende la vita impossibile, non ce la faccio più. Un biglietto lasciato poco prima di togliersi la vita, a 56 anni, dopo più di un lustro di botte, minacce e persecuzioni da parte del compagno. Troppo per lasciar correre, per non approfondire, con una inchiesta. L'indagine che ha portato agli arresti domiciliari un uomo di 58 anni, accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte. Quel suicidio a Verona nell'aprile scorso nascondeva l'inferno e quel messaggio ha scoperchiato il terribile vaso di Pandora. Da almeno il 2019, secondo gli inquirenti, la donna viveva nel terrore. L'uomo le avrebbe impedito di uscire con gli amici, l'avrebbe picchiata e minacciata di divulgare foto intime se lei lo avesse lasciato, arrivando poi a minacciare anche i suoi cari. La 56enne aveva tentato una prima volta il gesto estremo nel 2025, poi in aprile, il secondo, quello fatale. Il compagno è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo che la richiesta della misura cautelare chiesta dalla procura è stata accolta, lasciando però in tutti l'amarezza di una storia terribile, la storia di una donna che ha dovuto morire per scappare dall'incubo.